alimentare il gioco d'azzardo come fa lo Stato italiano per fare cassa, per prendere soldi, è né più né meno che un atto di ricettazione. Abbiamo uno Stato ricettatore che per guadagnare illecitamente lucra sulle disgrazie dei poveri cristi, lucra cioè andando a prendere i soldi provenienti illecitamente, in quanto si vengono a fare guadagni sulla pelle dei poveri cristi che, non sapendo più cosa fare, si vendono anche l'anima al diavolo. Non possiamo non parlare anche di attualità, no? Con Renzi che c'è un riparto del PD, Renzi che detta l'agenda, secondo lei sarà lui il nuovo premier, si sta preparando proprio per questo? Ogni periodo storico ultimamente ha la sua anomalia. La Prima Repubblica aveva come anomalia che si decideva in base all'entità delle mazzette. Io me lo ricordo quando in un'intercettazione telefonica un parlamentare, parlando con un consigliere regionale, diceva: facciamo fare una struttura idraulica, non una struttura stradale, perché quella idraulica prendiamo il 15%, quella stradale solo il 3%. Non era in base all'esigenza per il cittadino, ma la percentuale di mazzetta che pigliavano. La Seconda Repubblica ha avuto questo di caratteristica, vale a dire che decidono solo delle persone sole. È arrivato Berlusconi, è arrivato Di Pietro, è arrivato Bossi, sono arrivate quelle persone che hanno preso in mano tutto loro e in questo modo è venuta a mancare la partecipazione dei cittadini. La Terza Repubblica, la più grave, è quella di adesso, in cui chi comanda non sta manco in Parlamento, sta pure fuori, decidono tutto fuori. Chi è il leader del primo partito? Renzi, che non sta in Parlamento. Del secondo partito? Grillo, che non sta in Parlamento. Del terzo partito? Berlusconi, che non solo non sta in Parlamento, ma dovrebbe stare altrove. Alla resa dei conti, chi sta in Parlamento e deve decidere è soltanto un portaborse che mette la croce, come gli dicono, fuori dal Parlamento. Ma questo non è un modello piduista di governare. Secondo lei Renzi è interessato comunque a entrare in Parlamento prima o poi? Non la vede un po' come il passo prima di entrare in Parlamento, almeno? Io personalmente ritengo che chi assume la dirigenza del primo partito deve assumersi anche la responsabilità di governo, se vuol parlare di governo, e non può stare con i piedi in due scarpe, o fa il sindaco di Firenze o fa il capo partito, il capo del governo. Io personalmente voglio avere fiducia e quindi non voglio essere frainteso nel segretario Renzi, voglio però che lui e soprattutto Letta la smettano di dire cosa faranno domani, ma ci comincino a dire cosa hanno fatto ieri. Intanto Berlusconi ha deciso di candidarsi. Beh, voglio dire, non so se bisogna candidarsi per andare nelle patrie galere, io credo che basta semplicemente dare le proprie generalità.